Adesso a poco vendono tutto, anche il palazzo qua. Un'icona del lusso e quindi dello sperpero, un simbolo della potenza, diventato improvvisamente una presenza ingombrante nell'hangar dal momento in cui qualche risparmiatore non ha neppure i soldi per fare il pieno alla sua vecchia utilitaria. Da qualche ora il Bombardier Learjet 60 XR non è più nel bilancio di Veneto Banca. L'aereo che più volte i risparmiatori avevano contestato è stato venduto ad una multinazionale straniera. L'hanno svenduto. Sto mangiando, non mi interessa nulla. Acquistato nel 2012 dall'amministratore delegato di Veneto Banca, garantiva la possibilità di spostarsi in fretta tra le sedi dell'impero, dai Balcani all'altro lato dell'Adriatico, in Puglia. Per comprarlo erano stati sborsati poco meno di 11 milioni di euro, ma come per ogni usato il suo prezzo al momento della vendita è più che dimezzato. Ah, guardi, non mi interessa niente dell'aereo in sé, è tutto il discorso che conta, l'aereo. Prima però quando si dividevano gli utili andava bene. Ma mi dispiace per gli altri quarantisti, insomma. Le caratteristiche tecniche permettono a chiunque di sognare 7 posti, velocità di crociera di 860 km l'ora, all'ombra del municipio di Montebelluna, però la voglia di sognare è finita. E tutto il mondo è paese, tutte le banche sono uguali mi sembra, c'è poca differenza dei nomi. Penso che i cittadini di Montebelluna ne hanno sofferto e ne pagano tutte le conseguenze. La vendita del jet rappresenta per l'attuale board di Veneto Banca un nuovo segnale di cambiamento che si avvicina all'azione di responsabilità. Nella lista delle altre cose da vendere, assicurano i ben informati, c'è ora un lampadario della Hall di via Feltrina, un lampadario in vetro acquistato per 60.000 euro.